Amici del futsal, buonasera e benvenuti al Palavadiali, 25esima giornata della Serie A Fables, Occasa Falconara Pescara, il derby dell'Adriatico, penultima di regular season, prima contro seconda, tante storie di ex che si incrociano, solo 5 punti di distanza. Un saluto da parte di Giacomo Florio e Marco Vagnarelli. Ciao Marco, benvenuto, cornice di pubblico come sempre spettacolare qui al Palavadiali. Prima contro seconda, una partita sicuramente calda, chi vince, se dovesse vincere il Falconara, vincerebbe la regular season. Il Pescara d'altro canto vuole provare a rallentare la corsa delle ragazze di mister Giulia Dumenichetti. Che partita ti aspetti? Allora, come al solito, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, mi aspetto una partita combattuta come negli anni è stata tra queste due formazioni che si conoscono benissimo e si conoscono anche per, come dicevi tu, per molte ex in campo. Partita dai 1000 volti. Come dicevi tu, Falconara per accedere come prima ai playoff e Falconara per accorciare e sperare fino all'ultima giornata di cercare di arrivare avanti. Stava classificata, sicuramente sarà il Cagliari. Mancano solamente 2 giornate considerando questa alla fine della regular season. Lettura rapida delle formazioni, partiamo dal Falconara con numero 1 Sestari, 4 Scoponi, 5 Praticò, poi 7 Ballardini, 9 Pirro, 11 Alina Elpidio, migliore marcatrice della questa stagione del Falconara con 25 rete, 12 Bordacchini, 14 Cortés, con il 16 Isa Pereira, 19 Gaspari e con il 21 Erika Ferrara. Risponde il Pescara con il 21 Mascia, 3 Xascio, 4 Coppari, 5 Dincecco, 7 Roso, 8 Di Sauro, 9 Belli, 10 Jessica Manieri con il numero 12 Gabi Vanelli, 27 per Valendino con il 44 Tati e con il 99 Rafa Pato Dalmazzi. In panchina Amparo, a dirigere l'incontro saranno i signori Zannola di Ostia Lido, Cannizzaro di Ravenna e al crono Filannino di Iesi. Prima dell'ingresso in campo c'è stato anche un momento molto toccante, molto importante per la storia della città di Falconara, premiato infatti il capitano Erika Ferrara, che ha raggiunto con questa partita, che ancora deve essere giocata ma in campo per l'appunto, 197 apparizioni con la maglia delle Citizens. È diventata così la giocatrice con più presenze nella storia della città di Falconara. Un riconoscimento, Marco, che sicuramente vuol dire molto per una ragazza che è cresciuta con il città di Falconara e che è capitano del città di Falconara. Sì, è stata una giocatrice che è cresciuta tantissimo negli anni, è cresciuta proprio in questo ambiente, conosce ormai questa società, questa città e questa tifoseria, e dove dà sempre il 100%, e non per questo è anche appunto capitano e l'ha dimostrato sempre sul campo partita dopo partita, quindi un premio che è meritatissimo e la spinge a dare sempre il massimo. Pallone al centro del Palavadiali, a battere la prima sfera sarà il Pescara. Ultimi check da parte dei direttori di gara con le panchine. Palavadiali che ha preso posto per l'inizio di questa 25esima giornata di regular season. Fischietto in bocca, è partito il derby dell'Adriatico. Tati subito all'indietro, pallone girato, Erika Ferrara subito a puntata. Mette in auto sul 1 contro 1 provato da Rosso. Rimessa laterale per Tati, imbucata, pallone fuori, il sinistro da parte di Gabi Vanelli, comodo tra le braccia di Sestari che va al rilancio da portiere a portiere, da Sestari a Mascia che lascia lì vicino per Tati. Roso, sempre Tati, c'è Xascio, servita, poi pallone girato dall'altra parte, cercata Roso. Cerca Gabi Vanelli, chiusa, recupero di Tati, imbucata, scippata Xascio, attenzione ad Alina Elpidio che prova ad accendersi, prova il tocco per passare, Isa Pereira mette ordine, Erika Ferrara, punta Roso, sterza, si accentra, Elpidio, Isa Pereira, sempre Elpidio, ancora Isa Pereira. Tocco per Ferrara, cerca di pulire questo pallone, lo fa in maniera parziale, trova deviazione, trova rimessa con i piedi. 1 minuto e 7 secondi già passati sul tabellone, sul cronometro luminoso del Palavadiali, sempre 0-0 il risultato. Cortés dietro, Ferrara in avanti, Elpidio non arriva, Gabi Vanelli
fa sfilare, rimessa laterale. Sì, stiamo vedendo un Pescara in questo inizio di partita molto aggressivo, gioca con un baricentro molto alto per mettere in difficoltà l'inizio dell'azione di Falconara. Gabi Vanelli, pallone girato, Tati lì vicino, Ferrara puntata da Roso in surplus, Roso non si fida, sterza e in buca per Xascio. Sempre Roso, si fa vedere Vanelli, vista e servita. Dietro sempre Tati con l'imbucata sotto le gambe non trovata, però qui Roso da Pereira, nel mentre non si capisce con Ferrara, litigano con l'uscita pressing le Citizens, rifugiandosi in rimessa laterale. Xascio tocca per Tati, puntata larga abbondantemente rispetto alla porta, difesa da Sestari. Il pallone già rimesso in gioco. Altro errore di Isa Pereira. Giocare il pivot in questa situazione che è lì nel Pidio. Pescara che prova a fare la partita. Xascio, Gabi Vanelli controlla, pressata, pallone all'indietro, Mascia con l'esterno per Tati. Sempre Xascio, chiude l'1-2. Tati con l'esterno ha provato ad imbucare Natalia Roso. Non è troppo lungo, non è potuta arrivare la giocatrice maglia 7 del Pescara, rimessa con i piedi, quindi laterale, non ha varcato la linea di fondo la sfera. Pescara che si alza in pressing. Isa Pereira, Elpidio, duetta con Isa Pereira, c'è campo, Isa Pereira. Pallone largo per Cortés, è stata deviazione, no, rimessa laterale per il Pescara. Buona occasione questa, Marco, in contropiede per le Citizens, buona la combinazione soprattutto a due tra Elpidio e Isa Pereira. Sì, c'è stata questa sovrapposizione in banda dove ha dato superiorità numerica e per pochi centimetri Pereira non è riuscita a servire la compagna che era scattata dalla parte opposta e dove avrebbe potuto concludere a rete. Tanto il pallone verticale a cercare Tati che non aggancia, situazione simile per dinamica rispetto alla precedente, pallone troppo lungo ma veramente di poco rispetto al movimento della giocatrice. Occasioni quantomeno potenziali importanti da una parte e dall'altra. Sestari, cercata Cortés, aggancio di Cortés con la punta Cortés, calcia alto, pressata da Xascio, poteva forse fare meglio qui al numero 14, non ha inquadrato lo specchio della porta, difesa da Mascia. Gabi Vanelli se ne va in grande stile, Vanelli fino in fondo con destro, Sestari mette il piede, Elpidio messa giù, cartellino giallo per Gabi Vanelli che si arrabbia non poco. Senza esitazioni però il direttore di gara ha estratto il cartellino giallo e quindi Vanelli la prima a iscriversi nella lista delle cattive in questo derby dell'Adriatico, con Elpidio che aveva strappato via dopo la parata di Sestari. Si è arrabbiata tanto Gabi Vanelli per questo cartellino giallo che può pesare quando mancano tanti minuti, 16:40 ancora nel corso di questo primo tempo. Cortés, cercata Isa Pereira, spinta da Xascio in maniera evidente, e poi pizzica Xascio proprio Isa Pereira facendogli cenno di rialzarsi. Già battuta la punizione con Cortés. Partita calda, Marco, da tutti i dettagli, da tutti gli sguardi, da tutte le conversazioni in campo, giocatrici che ci tengono, una partita veramente un derby. Sì, perché ripeto, queste giocatrici si conoscono alla perfezione, si sono incontrate e scontrate diverse volte e come si dice nessuno ci sta a perdere. Elpidio prova a girarsi col sinistro, deviazione e poi Isa Pereira dopo il tocco di Mascia non riesce a ribadire in rete. Occasionissima questa per il Falconara. Xascio protegge in mezzo a due, bella giocata, pallone all'indietro. Tati,
Rosso, Xascio, Tati. Pallone lungo di Tati, troppo per Xascio, che in realtà era rimasta, non aveva fatto il movimento. Dunque sfera riconsegnata a Sestari, già rimessa in gioco per Elpidio. Predilige la calma, tornando da Ferrara. Duetta, sempre Elpidio. Isa Pereira, pallone scavato, Tati di testa. Fuori Xascio, dentro Rafa Patto dal Maz. È entrata anche Ballardin per il Falconara. Primi cambi di questa partita. Jessica Manieri, Tati, Rosso, volta surplus, Manieri, Rafa Patto dal Maz, protegge, prova a girarsi, lavora bene, Jessica Manieri non calcia, va sul sinistro, ci pensa, tocca lì, ma ancora pallone per Rafa Patto dal Maz. Duella con Isa Pereira, l'ultima a toccare è la numero 16 in casacca azzurra. Manieri col sinistro, comodo per Sestari che blocca e fa ripartire. Giorgia Ballardin. Ferrara prova a prendere velocità, errore, Manieri recupera, Elpidio attenta, rimette ordine. Isa Pereira, Alina Elpidio, ancora per Pereira. Misura del passaggio sbagliata in questo frangente. Fuori Rosso, dentro Belli per il Pescara. È entrata anche Praticò per il Falconara, d'altro canto. Subito a duello le due, pallone toccato da Praticò, rimessa laterale per il Pescara. Manieri. Verticale Rafa Pato, ha provato l'anticipo, Isa Pereira, che era svettata con caparbietà, con prepotenza alle spalle di Rafa Pato dal Maz. Non è riuscita però a controllare. Ancora Rafa Patto dal Maz, sempre a duellare con Isa Pereira. Ancora una volta rimessa laterale, questa volta la posizione più avanzata. Ha cercato un cross, una sorta di cross dalla 99 per la 9, da Rafa Pato a Belli, pallone che però è terminato da una parte all'altra del campo, tornando fuori e quindi rimessa laterale, già battuta dal Falconara. Cortés prova a innescare la corsa di Ballardin, non una cattiva idea, Ballardin chiusa da Tati. Cortés tocca lì, Ballardin addosso al muro del Pescara, l'Abruzzesi che difendono in maniera ordinata. Altra rimessa laterale, Ballardin passa, pallone dentro che sfila, non arriva Praticò, che ha cercato di entrare nel cuore dell'area di rigore. Pallone che invece è sfilato sul più classico dei secondi pali. Siamo già dall'altra parte, Rafa Pato accelera fino in fondo, scivolata di Isa Pereira, prepotenza fisica di Isa Pereira che avanza, Isa Pereira cerca Giorgia Ballardin, trovata, chiusura, arriva poi Cortés con la punta, Ballardin, ancora Cortés. Pereira sposta, calcia, Mascia. Partita combattutissima e cambiamenti di fronte improvvisi, e dove tutte e due le squadre stanno dando tutto per cercare di portarsi in vantaggio, come in questo momento. Calcio d'angolo per le Citizen, Cortés ci pensa un po', serve Praticò, poi uno schema quasi casuale non riuscito. Pallone che termina comodamente in fallo laterale per il Pescara, un errore quasi di Cortés. Pescara che comunque ha difeso anche in questa situazione molto bene. Perde il pallone Pato, passa Praticò in un fazzoletto, poi recupera la squadra di mister Amparo. Jessica Manieri prova a prendere il tempo su Isa Pereira, arriva la copertura di Giorgia Ballardin e sarà ancora una volta rimessa con i piedi. Rafa Patto dal Maz, tocca male per Tati, e riprende posizione, anzi no, sostituita, 44 per il 4, fuori Tati, dentro Coppari.
è possesso per il roster di mister Domenichetti. Pratico prova ad impegnarsi su questo pallone, alla fine lo perde, consegnando di fatto ancora una volta rimessa laterale da zona offensiva per gli abruzzesi. Manieri tocca lì per Belli, controllo, arriva Isa Pereira, giganteggia Isa Pereira, passa toccata da dietro, terzo fallo del Pescara. Ma tanta roba Isa Pereira, Marco, tanta roba. Sì, non la scopriamo noi, è una guerriera, ci mette l'anima e fa questi anticipi dove riesce con l'anticipo a dare superiorità numerica alla propria squadra, come in questo punto. Questa è stato un fallo, ecco, che ha rischiato il cartellino, perché comunque aveva preso posizione davanti e stava dando superiorità numerica con una ripartenza che poteva essere molto pericolosa. L'arbitro ha deciso che è solo fallo, quindi ne prendiamo atto. Colpo allo sterno subito da Isa Pereira, che ha giocato sa quanto siano dolorosi quei colpi, quelli che ti mozzano il respiro, ma come hai detto tu, guerriera Isa Pereira, si è rialzata, neanche la sostituzione, pronta a battere questo calcio di punizione. Terzo fallo del Pescara, 12:56 ancora da giocare nel corso di questo primo tempo, 3 falli a 0 in sfavore, in questo caso del Pescara, sempre 0-0 il risultato, con sia Mascia che Sestari impegnate in almeno 2 occasioni. Coppari recupera, Coppari passa, Coppari! Che parata di Sestari, che parata! Sì, grandissimo gesto tecnico in spaccata, è riuscita con la punta del piede a mandare in calcio d'angolo un tiro che probabilmente sarebbe finito a fil di palo. Calcio d'angolo per il Pescara, pallone fuori, Belli si coordina, ancora Sestari, pallone rimesso dentro e arriva il vantaggio con Rafa Pato Dalmaz. 12:38 ancora da giocare in questo primo tempo, in avanti il Pescara, 1-0. Sì, classico gol dell'ex su uno schema d'angolo e un tiro e una deviazione, palla rimessa al centro e Dalmaz a porta vuota depositato in rete. La conclusione al volo di Belli, la parata di Sestari, pallone che è tornato verso il calcio d'angolo, rimesso dentro, e Rafa Pato Dalmaz comoda da 2 metri, forse anche qualcosa in meno, ha appoggiato alle spalle di Sestari, ha portato avanti il Pescara, come conferma anche la grafica in regia. In avanti il Pescara con Rafa Pato Dalmaz. Salita da affrontare ora per il Falconara, che aveva preso campo. Marco stava giocando anche bene il Falconara, un gol quasi da un episodio, da un calcio d'angolo, pallone che è tornato lì, dimenticata quasi Rafa Pato Dalmaz. Quelle situazioni però sono complicate da difendere. Sì, perché a un certo punto è sembrato come un flipper questo tiro al volo improvviso, questa carambola, e è stata bravissima la calciatrice del Pescara a vedere Pato al centro area da sola, e quindi complimenti a Pescara. Stessa situazione che ha portato al gol calcio d'angolo proprio da quella parte, sempre per il Pescara. Pallone toccato lì, Sestari recupera comodo sul tentativo di Xascio, prova a far ripartire Ballardin, pallone perso, arriva Ferrara, fortunata nel rimpallo, riesce poi a servire Elpidio, punta Xascio, Elpidio prova a passare, Xascio si frappone tra lei e il pallone, va giù poi Roso, tutto buono, si continua a giocare. Cortés, Ballardin, pressione di Gabi Vanelli, sempre Cortés, Elpidio prova a pulire, riesce per Sestari che tocca in avanti per Ballardin, tiene in campo questo pallone Ballardin, fa una gran giocata conquistando rimessa laterale con un pallone veramente complicato per l'appunto da gestire. Ottiene il massimo in questa situazione, si porta in avanti la formazione di mister Giulia Domenichetti. Erika Ferrara sul punto di battuta, si muove Isa Pereira, velo, Elpidio, controllo col sinistro, palo esterno di Elena Elpidio. C'è stata deviazione, no, rimessa dal fondo per Mascia. Si salva il Pescara, vicino al pareggio il Falconara. Gabi Vanelli, Rozzo, di vicino c'è Coppari,
Rozzo, gran giocata, se ne va, c'è Coppari, vista, servita, ancora dentro, Roso con il tacco, se l'è divorato. Sì, probabilmente se fosse riuscita ad andare con il piattone avrebbe fatto un gol semplice, invece provando con il tacco non è stata precisa. Partita comunque bella, attiva, viva, dall'altra parte il Pidio prova a passare, chiusa, raddoppiata, rimessa con i piedi, 10:41 da giocare. Isa Pereira, praticò, Pereira, Balardin, cercata il Pidio, pallone corretto nelle intenzioni, meno nella realizzazione proprio dell'atto, non è troppo dietro per il movimento di Aline Elpidio. Praticò che chiama il pressing, rimessa con i piedi dall'altra parte per il Pescara. Tati, Vincecco con l'esterno per Tati, pallone che non è uscito, tutto buono, lascia sfilare Isa Pereira per il recupero comodo di Sestari, già rimesso in gioco il pallone. Isa Pereira, Balardin, Pereira, cercata ancora Balardin in verticale, Gabi Vanelli protegge bene, rimessa con i piedi ancora una volta da quella posizione, sempre per la formazione di Amparo, per gli abruzzesi, pressione alta della Falconara, prova a uscirne il Pescara. Xascio, Tati, Vincecco, Tati, lascia scorrere Vincecco, poi Xascio trova nel movimento di Tati né quello di Xascio. Elpidio, Cortés, Isa Pereira, prova a far girare questo pallone il Falconara, no, sbaglia il passaggio Isa Pereira, movimento quello di Cortés, sia di Cortés che del Pidio ad andare via. Dunque possesso per il Pescara, gran pallone a cercare Vincecco dall'altra parte, carica il destro Vincecco, poi saggiamente, calma, Tati, Manieri, raffapato dal Maz, si accentra, calcia, forte Isa Pereira, Mascia, pallone in verticale per Vincecco, si abbassa al momento giusto Silvia Praticò, time out chiamato dalla panchina del Falconara, 9:03 da giocare, 1-0 per il Pescara. Sicuramente Marco non ci stiamo annoiando. No, come da pronostico questa partita ci sta facendo divertire, ritmi altissimi, considerando anche che ci saranno più di 30 gradi qua dentro, un caldo afoso, e le giocatrici stanno dando tutto per cercare di avere la meglio sulle avversarie. Vediamo cosa avrà preparato Domenichetti con questo time out, e vediamo questi ultimi 9 minuti e 3 secondi del primo tempo. Caldo sia al Palavadiali, clima quasi mi verrebbe a dire da playoff, con queste partite che andranno da maggio fino a giugno, con il Falconara in questo momento sempre primo, ma con il Pescara che dal 52 passerebbe a 55 punti. Per fare tutti i calcoli del caso però servono ancora 29 minuti e 3 secondi effettivi da giocare, un'eternità in questo sport, nel mentre si conclude il minuto tecnico chiamato da Giulia Domenichetti. Ha ripreso fiato e riorganizzato le idee anche il Pescara, un quarto di partita è andato via in avanti le abruzzesi con il gol di Rafa Patto dal Mazza al 7° del primo tempo, e tanto ancora da giocare. Isa Pereira, Aline Elpidio, errore, recupera Manieri, poi sbatte su Praticò, ancora Elpidio, Manieri, tocca non lei per ultima, guadagna rimessa laterale, proteste di Elpidio, errore di Manieri, Elpidio recupera, tutto buono, Praticò, arriva Rafa Pato a dar fastidio, recuperare Manieri dall'altra parte, c'è Vincecco, si è scontrata Manieri con Elpidio, si è rialzata la numero 10 però del Pescara. Tati,
sterza, poi sbaglia il tocco per Rafa Pato. Voleva un movimento da allungare, non ad accorciare. Non si sono capite le due. Isa Pereira. Cortés scava, mette ordine Praticò. Ancora servita del Pidio. Tati però lì in agguato, mette il piedone, mette in fallo laterale. Battuto all'indietro, Sestari, avanza Sestari e quindi una bozza di power play per il Falconara, che però rischia tanto con Rafa Pato dal Mazza, 1 contro 1. Rafa Pato dal Mazza ha fatto doppietta in contropiede, il Pescara fa 2-0, ma che errore del Falconara. Sì, c'è stata questa indecisione all'altezza di centrocampo, non si sono capite le giocatrici Falconara e hanno concesso questa ripartenza del Pato dal Mazza a tu per tu con la Sestari, che forse avrebbe potuto accennare l'uscita anticipata e forse si poteva fare meglio. Un Sestari che comunque è la prima a caricare l'ambiente, a ricaricare l'animo delle sue compagne di squadra. 2-0 in avanti con il doppio vantaggio il Pescara, segna entrambe le volte Rafa Pato dal Mazza. 7:33 ancora da giocare in questo primo tempo. Esce Rafa Pato dal Mazza tra gli applausi delle compagne in panchina. Sestari e quella bozza di power play provato dal Falconara, che non è riuscito, ha recuperato bene il Pescara, poi lì Sestari ha optato per rientrare verso la porta con Rafa Pato che ha avuto spazio e tempo per andare a colpire, a portare sul 2-0 le abruzzesi. Ferrara sbatte su Belli. Adesso gara che si fa complicata per l'Ocasa Falconara, sotto di 2 gol. La doppietta dell'ex. Ferrara. Scambia con Ballardin, litiga con il pallone Erika Ferrara. Tati, Belli prova a passare, si allaccia con Cortés, fallo sacrosanto e calcio di punizione per il Pescara. Un Belli che ha conquistato questo calcio di punizione da posizione offensiva, poco oltre, però il centrocampo si riparte. Dunque dietro, pallone girato Tati, Gabi Vanelli, punta Erika Ferrara, 12 contro 21. Alla fine Belli, riservita, cerca l'imbucata per Xascio, che sterza, carica al sinistro, cercato il secondo palo, movimento di Belli con qualche istante di ritardo, protesta del Falconara, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo per il Pescara. Tati a battere questo corner, anzi no, pardon, rimessa laterale, bene o male la zona è quella. Allora pallone girato dal secondo per Xascio, non blocca Sestari. E calcio d'angolo già battuto. Belli al volo, botta terrificante di Belli, deviazione, non so se l'ha toccata Sestari, so solo che calcio d'angolo ancora per il Pescara. Terrificante la botta di Belli. Tati dentro, pallone, arriva Xascio che mette fuori Sestari. Pallone lungo a cercare Pereira, Gabi Vanelli, Giorgia Ballardin, l'ultima a toccare lei. Vicina al 3-0 il Pescara, prima con Belli, poi con Xascio, che ha salvato il Falconara. Erika Ferrara. Ballardin prova a giocare, Ballardin, Mascia a mano aperte. Poi Erika Ferrara
Sterza va sul sinistro, Elpidio da ultimo uomo torna all'indietro per Sestari, buona la giocata in avanti, Ballardini imbucata, recupera Belli, mette ordine con Tati, Xascio suola esterno, c'è il recupero di Ballardini in maniera regolare, poi tenta la giocata su Rosso, la rimessa laterale per il Falconara. Isa Pereira, Elpidio, tocco in avanti di Isa Pereira nella zona però di nessuno, sarà dunque rimessa laterale per il Pescara. Arriva il time out, il regolamento dovrebbe essere, ed è così, il Pescara che ha chiamato questo minuto tecnico. 5:29 ancora da giocare, partita intensa però molto vicina il Pescara al terzo gol, prima con Belli poi con Xascio, errore in disimpegno sull'1-0 sul quinto uomo per il Falconara. Arrivato poi il 2-0, la doppietta di Rafa Pato dal Maz. 5:29 ancora da giocare, cosa deve fare in più il Falconara per provare quantomeno a rientrare in partita in questo primo tempo? Ma guarda, diciamo che il secondo gol è stata una piccola indecisione, ripeto, all'altezza del centrocampo, con la Sestari che era uscita per fare il quinto di movimento. Probabilmente un giro palla un po' più veloce, perché Pescara è molto aggressiva, bene ordinata, ben equilibrata in campo e non ti fa rifiatare. Quindi se c'hai una titubanza, loro con l'aggressività che hanno accorciano e te le ritrovi subito lì e non ti permettono di giocare. Quindi praticamente un giro palla un po' più veloce e un po' più di imprevedibilità. D'altro canto, altra faccia della medaglia, buonissima come sottolineavi tu Marco, la difesa del Pescara fin qui, molto attenta, molto stretta. Costretto per ora sempre le ragazze di Falconara a giocare i palloni scomodi per il pivot. Tanto qui Coppari a duello con Praticò che si accontenta dalla rimessa dal fondo. 14 minuti e 42 secondi già se ne sono andati, nel corso di questo primo tempo. In avanti ricordiamo il Pescara per 2-0. Praticò, possibilità per il Falconara, Praticò giocata con la suola, calcia Praticò, Natalia Rosso che disturba quanto basta. Permette alle sue compagne di ottenere il possesso del pallone con Rosso, e con il tacco trova un 1-2, non so quanto voluto ma sicuramente tanto efficace, che poi libera Dincecco fino in fondo, Dincecco, Sestari, uscita bassa, funzionale, mette in out. Con Sestari che si infuria, Rosso, deviazione di Isa Pereira, infuriata Anna Carolina Sestari, vuole di più in fase difensiva dalle sue compagne di squadra. E calcio d'angolo per il Pescara, pallone dentro, Isa Pereira, Praticò prova ad uscirne con Elpidio, pallone di ritorno per Praticò, uscita di Mascia, attenta a leggere questo tipo di situazione. Scivolata a sparare più lontano che si può, direzione Sestari, pallone che però è uscito prima della linea del fondo, quindi rimessa laterale già battuta per Cortés da Isa Pereira. Trattenuta Isa Pereira da parte di Dincecco, cartellino giallo, il secondo per il Pescara in questo match. Calcio di punizione per il Falconara, per l'Ocasa. Isa Pereira, Cortés, Elpidio, Praticò tra le linee, serve all'indietro Isa Pereira sulla banda destra, ha cercato ancora Cortés,
brava D'Incecco, pallone in out, rimessa con i piedi. Errore di Isa Pereira. Tanti errori, Marco, soprattutto di precisione, di impostazione dell'azione. Tanta imprecisione, tanta poca alle volte qualità nella misura del passaggio e tanti palloni di conseguenza riconsegnati al Pescara, che sta difendendo bene, sì, ma è anche aiutata da una forse fase offensiva non proprio ordinata del Falconara, che prova a rispondere però di voglia con l'errore di Isa Pereira. È stata deviazione segnalata dal direttore di gara. Noi, Marco, andiamo di fiducia, c'è stata, anche se forse impercettibile dalla nostra postazione. E dunque calcio d'angolo per il Falconara. Cortés sul punto di battuta. Erika Ferrara controlla, cerca il destro, calcia, pallone fuori. Mascia, pallone lungo, Rafa Pato, lavora bene, tocca male per Gabi Vanelli, buono il corridoio trovato da Cortés, non riesce il piede a controllare. È rimessa per Tati. Rosso, Rafa Pato, si gira e calcia, Ferrara la mura, poi giocata con il tacco a liberare Gabi Vanelli. Ha capito tutto Sestari, ha già rimesso in gioco, siamo già dall'altra parte con Ferrara, doppi passi di Erika Ferrara, che prova a lottare con Rafa Pato, però riconquista. Rosso prova a sfidare Balardin, non passa, è pallando ancora per il Falconara. 2:48 da giocare, in avanti 2-0 il Pescara. Balardin con il petto, Isa Pereira, ancora Balardin, Cortés, buona la palla per Elpidio, passa Elpidio sul secondo palo, Balardin, Mascia, cosa ha preso Mascia? Istinto puro. Sì, perché c'è stata anche la deviazione, che dopo il tiro c'è stata questa deviazione e quindi istintivamente ha allungato la manona e ha deviato e ha salvato questa rete. Che parata di Mascia, un'azione insistita del Falconara, che prova a spingere insieme al Pala Badiali in questo finale di primo tempo. Calcio d'angolo, Elpidio calcia alto, deviazione no, rimessa dal fondo. Ma che parata di Mascia, una azione perfetta, mi verrebbe quasi da dire, del Falconara, che ha lavorato bene da sinistra verso il centro dell'area di rigore, poi il rimorchio, la mano di Mascia di puro istinto a negare il 2-1 al Falconara. Tati gioca nella propria area di rigore, rischia qualcosina, poi cerca Gabi Vanelli, complicato però da gestire questo pallone, rimessa con i piedi per Letizia Martin Cortés. Serve il Pidio, Pereira, Cortés, Pereira, Elpidio, cercata Cortés, ringrazia la 14. Adesso Pescara leggermente in difficoltà con il Falconara che prova un forcing finale in questo concludersi di primo tempo. Elpidio, imbucata, Cortés lotta, arriva anche Balardin, l'ultima a toccare lei, rimessa laterale per il Pescara, ma pressione alta della Falconara, accetta l'1 contro 1 là dietro Rafa Pato con Isa Pereira, pallone fuori misura per Rafa Pato, fuori Elpidio, dentro Ferrara, 95 secondi da giocare ancora in questa prima frazione. Cortés vuole Ferrara, tocca Gabi Vanelli, vuole il tocco di Ferrara, non c'è stato.
allora può insistere il Falconara. Balardin sterza, bella giocata, Balardin, Masha, Ferrara, salvataggio di Gabi Vanelli. Si è immolata su questo pallone vacante, controduro con Erika Ferrara, speriamo nulla di grave, solo una botta per Vanelli che si rialza, ma Citizens che continuano a spingere. Ferrara ancora su Gabi Vanelli, altra deviazione, altra rimessa con i piedi per l'Occasa. Sul punto di battuta c'è Cortés, dentro il pallone, deviazione sempre di Gabi Vanelli, sempre bella postata, sempre lì a fare da muro, a fare da scudo alla porta difesa da Masha. Di testa dall'altra parte Balardin, Masha ben appostata, esterno della rete, dimenticata dalle abruzzesi. Giorgia Balardin, Isa Pereira recupera alto, poi il pallone che esce, Belli con i piedi. Ferrara, Balardin, Cortés, bene, Isa Pereira carica ancora per Cortés, Ferrara, deviazione, calcio d'angolo. La chiama Ferrara, la chiama Isa Pereira. Cortés alla fine sceglie Pereira, al centrocampo gestisce. Sestari. Lancio lungo a cercare Ferrara, esce Masha, è rimessa sempre per le Citizen. Balardin dentro, errore, Pereira recupera Ferrara. Punta Belli, 1 contro 1, va sul destro, Pereira, Balardin, lascia lì, Isa Pereira, ha cercato il secondo palo, deviazione di Xascio, calcio d'angolo, 17 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Cortés, pallone che rimane lì, alla fine cerca di lavorarlo Cortés, l'ultima a toccare, però lei rimessa con i piedi per il Pescara, si allarga Masha, pallone lungo, recupera però Ferrara, possibilità per Cortés che non aggancia di un nulla. Manieri, Xascio prova a passare con il tunnel, pallone che arriva a Roso, suona la sirena, primo tempo bello, che finisce però 2-0 per il Pescara, sotto di 2 reti il Falconara. Noi, Marco, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra qualche minuto per il secondo tempo di Occasa Falconara Pescara.
torna in campo, allora Palabadiani tutti insieme. Ferrara per Isa Pereira, errore di Elpidio, c'è Sestari, s'arrabbia con Elpidio. E roster di Mister Amparo subito in avanti. Tati, Rosso, errore di Xascio, pressata. Rimessa laterale per il Falconara. Elpidio, verticale per Isa Pereira, prova ad accendere il turbo, chiusa, brava Gabi Vanelli a contrastare Elpidio, brava poi a conquistare calcio di punizione. Protesta tutto il Palabadiali. Primo fallo di questo secondo tempo commesso dal Falconara con Elpidio. Isa Pereira in avanti, Gabi Vanelli, tocca di mano, pareggia subito il conto dei falli, già munita Gabi Vanelli. Corretta la decisione di non sanzionare la numero 12 del Pescara. Erika Ferrara punta, doppio passo sul sinistro, dentro il pallone per Cortés, che non trova la deviazione vincente, trova però calcio d'angolo. Buono spunto di Erika Ferrara. Cortés, Isa Pereira, dietro da Sestari. Isa Pereira, Cortés, l'ultima a toccare dovrebbe essere stata Rosso. Dunque sempre possesso Citizens. Isa Pereira fa correre Elpidio, duella con Tati. L'ultima a toccare la 44 del Pescara. Allora Elpidio con i piedi, lascia lì per Isa Pereira, scivolata di Gabi Vanelli, sarà calcio d'angolo. A battere andrà Cortés. Con sia Elpidio che Isa Pereira al limite dell'area di rigore, in banda lì c'è Erika Ferrara. Un Cortés, tocca fuori per Ferrara! Al volo largo. Un pallone calciato a Erika Ferrara che si è incastrato
probabilmente in qualche angolo buio della Paola Bagliali. È servito un nuovo pallone, già rimesso in gioco però da Mascia. Errore sulla pressione di Isa Pereira da parte di Gabi Vanelli. Falconara che rimane lì in avanti per cercare di accorciare il risultato. Ottima fin qui la retroguardia invece del Pescara. Cortés, Elpidio, 1 contro 1 in surplus. Cortés, Ferrara prova a girarsi, si mangia le mani nel senso più oggettivo del termine, sa che se quel pallone sarebbe passato sarebbe diventata un'occasione veramente ghiutta per una come lei. Pallone recuperato però dal Pescara che dall'altra parte prova a rendersi pericolosa con Xascio. Rimessa laterale, lasciata lì per Rozzo. Poi Tati, Xascio, Manieri col sinistro, ha cercato il secondo palo, allontana in volée Cortés con il petto Tati. Mascia pressata da Ferrara a lungo, tocca il Pidio, errore di comunicazione qua tra il Pidio e Penso Sestari. Tocca il Pidio, regala, rimessa con i piedi ancora una volta al Pescara. Rosso addosso a Rafa Pato. Pereira, lungo, nessuno. Manieri in avanti, copia e incolla rispetto a ciò che ha fatto il Pescara, il Falconara in precedenza. Pallone riconsegnato. Isa Pereira prova il lancio in direzione del Pidio, troppo lungo, ha già recuperato Mascia, ha già recuperato Manieri, di prima Rafa Pato, ha provato a dipingere per Manieri, incomprensione ancora una volta in impostazione da parte dell'Ocasa. E il secondo tempo, Marco, che ha iniziato con tanti errori. Sì, diversi errori che un po' inspiegabili sinceramente, perché sai, appena riniziato, non è che siamo verso la fine, quindi è una questione di stanchezza, è una questione forse di testa, di concentrazione, non lo so. Forse anche di tensione, partita che conta tanto in questa Serie A. Fables, 25esima giornata, penultima. In questo momento il Pescara sarebbe a -2 dal primo posto. Rafa Pato, Cortés, lotta, Isa Pereira, l'aiuta sempre Letizia Cortés, toccata da Manieri, tutto regolare. Ruggisce il Paola Bagliali che avrebbe voluto calcio di punizione. Giorgia Ballardina, Isa Pereira, Ali nel Pidio, prova ad accelerare, prova ad accendersi, il Pidio col sinistro dentro, smorzato, possibilità ora di contropiede dall'altra parte, prova ad arrivare D'Incecco che lotta 2 volte, comodo invece alla fine il pallone per Sestari. Isa Pereira gira per Giorgia Ballardina. Ancora Pereira tra le linee, Ballardina, 1-2 che si chiude. Buono la combinazione per Cortés che con il tocco sotto colpisce leggermente in maniera imprecisa, pallone che esce di poco sulla sinistra rispetto alla porta difesa da Mascia. Rimessa lunga già battuta. Rafa Pato prova a proteggersi, prova a girarsi, Ferrara copre, mette in fallo laterale. Tati, Rafa Pato si gira, calcia, Sestari in spaccata.
Balardin si accentra, sterza, Tati recupera, poi sbaglia. Ferrara, Balardin, Ferrara, Cortés. Sempre Balardin, pressione del Pescara, Cortés prova ad innescare Praticò, che è brava in un primo momento a mantenere il pallone in campo, brava anche Tati a sottrarglielo. Alla fine spazzata alla vecchia maniera. Flipper, il pallone per il Falconara e il Pidio. Ferrara, avanza Ferrara, si allunga forse un po' troppo il pallone, poi prova la giocata, prova a danzare sulla linea laterale, non riesce però a superare Dinceco. Rosso, rimane giù Ferrara, forse un tocco sul volto della capitano del Falconara. E si rialza, si chiarisce con Rozzo. Pallone che mentre era uscito, la rimessa laterale è per l'appunto per Locasa, messo fuori dal Pescara. Praticò, fair play, riconsegna il pallone per Mascia. Pallone che diventa buono per Coppari, scivolata Praticò e ringhia su Coppari. 5 tra le due. Rimessa dall'out laterale per Coppari, dentro per Rozzo, lascia lì per Rafa Pato, non ha capito, l'ultimo a toccare poi è Coppari che ha provato in un secondo momento a tornare sul pallone. Ferrara e il Pidio. Isa Pereira, buono l'1-2, avanza il Pidio, c'è lì vicino Praticò, vista è servita, Praticò, pallone di ritorno, recupera Belli e poi fa carambolare la sfera su Ferrara. Rafa Pato non trova la deviazione corretta con la fronte. Isa Pereira che aspetta, Rafa Pato dal Maz si era sistemata nel mentre dopo il duello aereo. Belli in avanti, Rafa Pato, Praticò, arriva, collaborazione di Isa Pereira, alla fine sfortunate le due Citizen. La rimessa con i piedi per il Pescara, già battuta. Rozzo, tanto spazio dall'altra parte per Coppari che controlla, prova a passare, Praticò, forte, decisa ma corretta, recupera il possesso del pallone. Isa Pereira per Ferrara, un po' di spazio, doppio passo, solito Ferrara, Mascia, ancora grande intervento. Ferrara, Isa Pereira, lancio lungo di Sestari a cercare Praticò, prova a proteggere il pallone, arriva Pereira, gran lavoro sempre di Pereira. Ferrara, c'è spazio per il Pidio, chiusura di Rozzo, determinante. Balardin, Isa Pereira, in buca per Cortés che manca l'aggancio col sinistro. Belli,
pressata da Isa Pereira in maniera regolare, allontana poi Tati. Sestari in avanti, Isa Pereira non riesce a spizzare questo pallone comodo tra le braccia di Masha. Tati, la soppressione efficace e alta del Falconara, prova a dare una svolta in questo secondo tempo la formazione di mister Giulia Domenichetti, errore però di Isa Pereira. C'è Rozzo, duella con Elpidio, lo vince il numero 11 del Falconara, mette in fallo laterale già battuto. Tati avanza, Pereira con la testa, scivolata, Cortés prova la giocata, non riuscita. Rozzo, Tati, pallone errato in avanti, recupera Elpidio, ruleta di Elpidio, va via, un 3 contro 2, pallone per Cortés sul secondo palo, cercata ancora Elpidio, errore, allora possibilità di contropiede per il Pescara che avanza con Tati, errore anche di Tati, recupera Giorgia Ballardin, bella occasione per il Falconara, non sfruttato, però un 3 contro 2 Marco che poteva essere veramente importante, con Cortés che ha cercato quella palla dentro, con le due giocatrici però che forse hanno fatto lo stesso movimento. Sì, sono andate praticamente tutte e due nella stessa direzione e quindi la giocatrice del Pescara, chiudendo bene la diagonale, è riuscita a intervenire con la palla al centro e addirittura a rilanciare praticamente una ripartenza. 11:15 ancora da giocare in questa seconda frazione, sotto 2-0 il Falconara, prova a reagire per Elpidio con la punta fuori. Sì, purtroppo oggi troppa imprecisione, soprattutto nelle conclusioni, e questo sta da in là al materializzarsi del 2-0. Tati, arriva Cortés, pallone che è uscito, a battere andrà Tati, altra grande occasione per il Falconara, non sfruttata qui da Elpidio. Ferrara, Elpidio, lascia lì, Erika Ferrara, elegante doppio passo, questa volta va sul destro, cercata ancora Elpidio, sterzata col sinistro, poi il sinistro anche di Ballardin, protesta della Pala Bagliali per un presunto tocco di mano di Jessica Manieri. Allora, secondo me il tocco di mano c'è stato, ma ce l'aveva praticamente addosso al corpo, non ha ampliato lo spazio. Rimessa con i piedi, battuta, Ferrara gira, banda opposta, Alina Elpidio, cerca il destro deviato, debole, facile per Masha. Sasho, tocca all'indietro, calcio d'angolo, prova a caricare l'ambiente il Pala Bagliali. Cortés sul punto di battuta, cercata Elpidio, controlla con il petto, poi Elpidio, ancora Masha, questa volta vola, Ballardin, sombrero, Elpidio, ancora per Ballardin, pallone corto, ha recuperato il Pescara con Xasho che prova a ripartire, Xasho, Sestari, l'aspetta lì. Cercata Isa Pereira in profondità, altra deviazione, altra rimessa con i piedi. 9:47 secondi ancora da giocare. Sestari, tocca per Isa Pereira, lascia all'indietro per Praticò. Ferrara, buono il corridoio, Cortés, Pereira, lancio lungo, Isa Pereira controlla con il petto, recupera Manieri, tunnel di Gabi Vanelli, Ferrara brava a toccare con il polpaccio, time out chiamato dalla panchina
del Pescara. 9-11 da giocare, decide sempre per ora la doppietta nel primo tempo di Rafa Pato Dalmaz. Sì, in questo secondo tempo ha iniziato un po' sottotono Falconara, ma sta avendo una reazione d'orgoglio e sta mettendo alle corde la retroguardia del Pescara, che ecco, riesce a sfruttare queste ripartenze per allontanare i pericoli dalla propria porta. Giulio Domenichetti, cerchiamo di rubare con gli occhi, con le orecchie, è impossibile, in una palla Badiali veramente, veramente rumoroso per questo derby dell'Adriatico. Prova a mettere un po' di ordine mister Giulio Domenichetti, chiede di più dalle sue giocatrici. C'è ancora tanto tempo per recuperare questa partita, ma un Pescara in forma, difende bene, soprattutto con una Mascia in stato di grazia quest'oggi. Interventi veramente da non sottovalutare, da rivedere. Poi nel corso dei giorni uno clamoroso Marco nel corso del primo tempo poteva riaprire la partita, ha messo la manona. Ma infatti fino a questo momento la grande differenza l'ha fatta che il Pescara è stata più cinica sotto porta, perché diciamo che le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Praticò, lotta, guadagna il massimo in mezzo a due giocatrici del Pescara. Cortés gira per Isa Pereira, in avanti il pallone, poi Tati che sbatte evidentemente su Isa Pereira, sembrava quasi su Gabi Vanelli. Gabi Vanelli che si rialza, è andata giù lei. Calcio di punizione comunque fischiato dai direttori di gara. E Pescara che prova anche a rifiatare dopo tanto sforzo difensivo. Rafa Pato si gira in un fazzoletto, Rafa Pato, Isa Pereira attenta, si oppone. Tati controlla con la sua sinistra, serve con il destro Gabi Vanelli che prova ad andare via sulla banda sinistra. Brava Erika Ferrara, attenta Erika Ferrara a scivolare, mettere in fallo laterale. Tati fuori sinistro, Isa Pereira cura, poi possibilità con Praticò che si muove in verticale. Gabi Vanelli attenta, arriva Cortés, non passa Gabi Vanelli alla vecchia maniera, prende e butta via. Un po' di spazio per Cortés, Erika Ferrara, Isa Pereira, Cortés, Praticò cerca di chiudere l'1-2, grande idea di Praticò, per un soffio non è arrivata Letizia Cortés. Pereira con la punta, l'ha toccata Mascia. Ennesimo intervento salva risultato di Mascia. E su questo 2-0 sta mettendo in un poco le mani la numero 21 del Pescara. Calcio d'angolo, Praticò, lascia lì, Cortés dentro, non arriva nessuno. Pereira, pressing alto ora, forsennato del Falconara che prova in tutti i modi ad accorciare e riaprire questa partita. Cortés all'indietro per Elpidio. Cortés, Praticò, passa due volte, Praticò, Mascia, questa volta non perfetta, brava poi nel secondo intervento. Rilancio lungo, stop di faccia di Manieri, recupera Isa Pereira, arriva Rafa Pato, intervento duro di Rafa Pato Dalmaz che si prende il cartellino giallo. Fallo netto di Rafa Pato, 0 proteste, ha chiesto anche lei scusa, è arrivata in maniera senza forse, troppo irruenta ai danni di Isa Pereira.
chiede scusa. Rafa Pato dal Maz, giocatrice che per ora sta decidendo questo match. Calcio di punizione per il Falconara, 7:20 da giocare, 2-0 per le abruzzesi. Isa Pereira, siamo lontani, infatti serve saggiamente Giorgia Ballardin. Punta, duello tra 7. Ballardin prova a nascondere il pallone, è servita il Pidio. Lascia lì Isa Pereira. Ballardin, l'ultima a toccare è stata Rozzo. Allora Isa Pereira dietro. Movimento di Ballardin. Cercata invece Praticò tra le linee. Il Pidio lì vicino, neanche guardata. Alla fine pallone riconsegnato al Pescara con Dinceco. Girato il pallone Tati. Rozzo, sempre Dinceco, pressione di Praticò, efficace, 2 contro 1. Praticò cerca la sua lata, cerca l'extra tocco. Errore, buona la difesa del Pescara che prova a ripartire con Tati. Errore anche di Tati. Ballardin litiga con il pallone, alla fine rimessa laterale, 2 contro 1, non sfruttato dallo Casa Falconara. Un Praticò che ha provato la sua lata extra per andare a concludere lei. Ancora una volta bravissima la retroguardia di mister Amparo. Rafa Pato accelera con la punta dentro, deviazione di Giorgia Ballardin. Rimessa laterale, simil calcio d'angolo. Rozzo, arriva Isa Pereira, trattenuta di Rozzo. Il cartellino giallo anche per Natalia Rozzo. Quarto fallo del Pescara nel corso di questo secondo tempo, 2 invece falli commessi dal Falconara. 6:25 da giocare. Può essere un tema chiave di questa partita anche la possibilità di un sesto fallo. Ferrara cercata, Isa Pereira, Rozzo se la deve cavare, lo fa. Cercata in verticale, poi ancora una volta la numero 7, non arriva Tati, arriva però da dietro Dinceco che ordina. Tati, Rozzo, Dinceco, tanto spazio. Punta, Isa Pereira, Ferrara, possibilità di 3 contro 3. Ferrara, calcia a Ferrara, troppa fretta per la 21. Pescara brava a indietreggiare. E chiudere ancora una volta ogni tipo di spazio. Ancora forse un po' troppa fretta per il Falconara. Ballardin, Erika Ferrara, Isa Pereira, girato il pallone, Cortés, buono controllo, Cortés ha smorzato in qualche modo Sasho. Poi ha permesso il recupero facile da parte di Masha. Rimessa laterale ancora per il Falconara. Sestari poco impegnata in questo secondo tempo. Ferrara. Isa Pereira. Va sul sinistro. Isa Pereira dentro sul secondo palo. Cross che però attraversa tutta l'area di rigore. Non arriva nessuno. Sarà Gabby Vanelli a rimettere in gioco. Lancia lontano. Pallone riconsegnato al Falconara, time out, chiamato questa volta da mister Giulia Domenichetti. 4:59 da giocare. 4 falli il Pescara, 2 falli il Falconara, 2-0 il risultato. C'è tempo
ma forse Marco il tempo è il peggior nemico del Falconara adesso. Sì, perché sicuramente adesso sta uscendo anche fuori un po' di stanchezza, un po' di perdita di lucidità, perché ripetiamo una giornata molto calda, la posta in palio è alta e le due squadre comunque si stanno dando battaglia, dando sempre il meglio di sé. Ripeto quello che ho detto precedentemente, un po' di imprecisione, forse troppa imprecisione da parte delle giocatrici di Falconara, e da parte loro Pescara molto più cinica e adesso sta difendendo molto bene ordinatamente con la giusta aggressività, come abbiamo visto prima l'ammonizione di Pato. Sì, è stato un intervento duro, però è quello che serve comunque per difendere con i denti il risultato. Arriva il doppio fischio da parte dei direttori di gara, che ritorna in campo in questi ultimi 300 secondi, 299 se vogliamo essere corretti. Power play per il Falconara. Con Giorgia Ballardin, casacca bianca per lei. Quinto di movimento. Per cercare di quantomeno colpire uno scoglio, ovvero il Pescara, che finora sta resistendo molto molto bene a tutti gli attacchi del Falconara. Isa Pereira, Elpidio, Pereira, sempre Elpidio, Cortés, rallenta, Elpidio sempre, Cortés, Ferrara, si allarga Cortés, gira per il capitano Ferrara, Isa Pereira, rotazione da parte dell'Ocasa per aprire un varco. Isa Pereira tocca per Ballardino, un po' di spazio, si è cercato il secondo palo, recupera Tati con la punta, pallone largo, larghissimo rispetto alla porta sguarnita non difesa da Ballardin. Ha dato il cambio a Sestari. Dall'altra parte Isa Pereira, pardon, Cortés ha cercato un colpo di testa debole. Ferrara, va giù, attenzione a Coppari che si ferma, mette il pallone in fallo laterale, gesto di enorme fair play questo, era un 2 contro 1 in zona offensiva. Ferrara che è andata in cielo in allungamento per cercare il pallone, credo abbia sentito dietro, spero crampi, anche se la dinamica, speriamo niente di grave. Sì, dalla dinamica potrebbe essere, speriamo solo un crampo. Lancio lungo del Pescara, andata in cielo Erika Ferrara con la gamba sinistra, si è subito toccata dietro la coscia, sembra molto molto dolorante, Forse più polpaccio. si viene toccato il polpaccio, cioè ovviamente preoccupazione qui al Palamaiali per le condizioni di capitana Erika Ferrara. Per come è andata in cielo, per come si è subito attaccata dietro. Adesso piano piano stanno cercando di piegare la gamba di Erika Ferrara. Si prende gli applausi del proprio pubblico, della propria gente. Cerca di fare una sorta di allungamento. Non riesce a piegare la gamba, portata fuori dallo staff medico dell'Ocasa. Non incrociamo ovviamente le dita in maniera sportiva, che non sia nulla di grave per capitana Erika Ferrara. Da sottolineare ancora una volta però il gesto di Coppari, che con Erika Ferrara a terra in una partita così importante, così sentita, in un 2 contro 1 ha gettato il pallone fuori da ottima posizione.
gesto da sottolineare e da insegnare. Si torna comunque a giocare. Fuori Sestari, dentro Praticò per il power play. 3:18 sul cronometro. Cortés difende il Pescara. 5 uomini nella nella metacampo della Pescara. Isa Pereira col destro largo rispetto alla porta difesa da Mascia. Tati lascia all'indietro per Manieri, poi Ballardin, Vanelli, bella giocata. Intercetto di Ballardin. Tati. Elpidio prova a ruggire, sempre Tati. Cortés, brava di testa. Dall'altra parte Ballardin, servita da Sestari che ora esce, lascia lo spazio a Praticò. Recupera però il Pescara. Vanelli non calcia, attende un attimo di troppo, poi pallone che esce. Non è inquadrato lo specchio della porta. Sempre Praticò, non esce neanche più. Elpidio. Ballardin, pressione del Pescara. Cortés prova a girarsi, va giù. Ballardin con la suola. Sempre Ballardin. Giocano, rischiano forse troppo quelli della Falconara. C'è Dincecco saggiamente, va da Mascia lungo in avanti, non c'è il portiere. Roso lascia lì per Coppari, il destro di Coppari. C'è stata deviazione, sì, c'è stata deviazione, calcio d'angolo per le ragazze di mister Amparo. E 1:40 ancora da giocare. Pallone girato fuori, Tati di testa all'indietro per Mascia, controlla, altro pallone in avanti, Coppari, deviazione, la mantiene viva comunque Elpidio, pallone che rimane buono per Cortés che prova a passare, no, perché c'è Gabi Vanelli che prova ad andare da sola col sinistro, largo. Ultimo sforzo della Falconara per accorciare il risultato. Isa Pereira deve accelerare le operazioni. Ballardin, Praticò, lascia lì. Ballardin, alto, impreciso il suo destro. Buona la combinazione con Praticò. Meno. La conclusione da buona posizione con il destro. Anche se al minuto 39, una partita in cui si è corso veramente tanto, è un errore che quasi ci sta. Cercata Gabi Vanelli, chiusura di Alina Elpidio. Errore di Xascio, attenzione alla possibilità per Cortés, cercata la giocata. Fuori Sestari, dentro Praticò, Isa Pereira. Alza le braccia, probabilmente chiama il movimento. Si muove Elpidio, pallone lasciato lì, Elpidio, Praticò, dentro sul secondo palo, recupera Mascia che calcia direttamente in porta, che in realtà termina vicino al calcio d'angolo. Non c'è stata deviazione, si alza in pressione il Pescara, la vuole Cortés lì davanti. Cercata, poi Ballardin che rischia nel controllo, una pallaccia, quella di Praticò. Ha fatto il massimo Ballardin. 35 secondi da giocare. Calcio d'angolo, batte Xascio. Nessuna giocatrice del Pescara all'interno dell'area di rigore. Cercata Tati, l'ultima a toccare lei.
Allora prova con le ultime energie, esce Sestari, dentro Praticò, contro il C, contro il V, c'è una già rivista. Vediamo se questa volta riesce a concretizzare però la superiorità numerica il Falconara. Cortés lascia lì, Isa Pereira, tocca Elpidio, errore e tempo che scorre. Isa Pereira, Cortés, cercate Elpidio, va sul sinistro, sul secondo palo, Praticò, 2-1 del Falconara, 6 secondi da giocare. È arrivato forse troppo tardi questo centro da parte del Falconara, 6 secondi da giocare. Pressione totale, vediamo come la gestisce il Pescara. Bene con Tati che se ne va a pallone lungo, non c'è più tempo, suona la sirena, il derby dell'Adriatico, lo vince il Pescara, lo fa grazie alla doppietta nel primo tempo di Rafa Pato Dalmaz. Inutile il gol nel finale da parte di Praticò. Classifica che ora si accorcia, rimane in testa il Falconara, ma solo 2 punti a una giornata ancora da giocare in questa Serie A. Fables arriva a -2 in seconda posizione il Pescara, vince il Pescara, lo fa per 2-1. Ringraziamo Marco, tutti coloro che ci hanno ascoltato, sono stati con noi in questo derby. Un saluto da parte di Giacomo Florio e Marco Vagnerelli e un appuntamento ai prossimi eventi sportivi.